Piena fiducia dei sindaci al presidente Nobile, vicinanza del sindaco di Favara. Da ieri operative le case di comunità di Ribera, Canicattì e Ravanusa. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a Niscemi incontrando i cittadini. Un ammasso di sacchetti di spazzatura sul marciapiede in via Alessio Di Giovanni, una discarica ignorata da chi dovrebbe intervenire. Bentrovati da TVA Notizie. L'Assemblea dei Sindaci ha espresso piena fiducia al presidente dell'AICA Danilo Nobile. Il servizio di Arturo Cantella. L'Assemblea dei Sindaci dei comuni soci dell'AICA si è riunita a seguito delle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa in merito a presunte iniziative politiche volte a richiedere una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Consiglio di amministrazione. Ritiene pertanto doveroso intervenire per ristabilire chiarezza. L'Assemblea dell'AICA ribadisce pertanto la piena fiducia nell'operato della Presidente Danilo Nobile, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto in una fase particolarmente complessa del territorio provinciale per il servizio idrico integrato. Si ribadisce inoltre la piena vicinanza al collega sindaco Vincenzo Corbo per l'impegno istituzionale profuso nella gestione di una fase delicata per la città di Canicattì, riconoscendo il senso di responsabilità e la collaborazione costante dimostrata con AICA e con le altre istituzioni coinvolte. In tale contesto, tentativi di strumentalizzazione politica o richieste di sfiducia avanzate al di fuori delle sedi istituzionali competenti non rappresentano la volontà dell'Assemblea dei Sindaci, né riflettono la posizione dei soci comuni. L'Assemblea pertanto conferma la propria volontà di proseguire insieme alla Presidente del CDA Nobile e a tutte le istituzioni nel lavoro di riorganizzazione, rilancio del servizio idrico provinciale nell'interesse esclusivo delle comunità amministrate. La gestione del servizio idrico non può essere pertanto terreno di polemica politica, ma deve rimanere ambito di responsabilità istituzionale condivisa. I sindaci dei comuni soci ribadiscono pertanto il sostegno alla Presidente del CDA Nobile e al sindaco Corbo, nella convinzione che il percorso intrapreso sia quello corretto per garantire stabilità, equità e futuro al servizio idrico del territorio. E il sindaco di Favara Antonio Palumbo esprime vicinanza alla presidente di AICA Nobile e al sindaco di Canicattì Corbo. Arturo Cantella. In merito alla nota stampa di AICA sottoscritta a firma dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Soci, interviene oggi il sindaco di Favara Antonio Palumbo, affermando massima vicinanza alla Presidente Danilo Nobile e al sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, ma anche a quei cittadini per bene in questo momento difficile, ma nessuno tappi la bocca al dissenso. Continua la nota il sindaco di Favara Antonio Palumbo in riferimento a quanto affermato dall'Assemblea dei Sindaci diramata dall'ufficio stampa di AICA. Voglio purtroppo evidenziare come sia in corso un tentativo di imporre il sostegno incondizionato verso un CDA che deve ancora dimostrare di aver raggiunto i risultati che noi sindaci avevamo chiesto, ben oltre la necessità già chiarita di esprimere vicinanza e supporto. Non possiamo essere soddisfatti del lavoro del CDA se i turni a Favara sono anche di 10 giorni e oltre. Non possiamo condividere l'operato se non si riescono a fare le riparazioni per mancanza di imprese. Non ci riterremo soddisfatti, continua Palumbo, finché oltre ai cittadini
siano, come più volte da noi richiesto, i comuni a pagare i propri debiti, nessun sostegno condizionato, ribadisco, soprattutto in considerazione del fatto ci sono comportamenti del CDA che con atti formali contestano il modo di operare della Presidenza e chiedono chiarezza su temi delicatissimi. Pretendo quindi, conclude il sindaco Palumbo, che si sgombri il campo dai dubbi e si chiarisca con i fatti cosa è stato realizzato e cosa no, e fare questo non significa non essere solidali ma solo responsabili, conclude il sindaco Palumbo. Da ieri sono operative a Ribera, Canicattì e Ravanusa le prime case di comunità. Le ha inaugurate l'ASP di Agrigento alla presenza dell'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni. Un passo avanti importante per la sanità territoriale nell'Agrigentino. Lo scrive in un post l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presente alla cerimonia di Ribera, la quale aggiunge: si tratta di un traguardo significativo, frutto di un percorso avviato nella scorsa legislatura in Commissione Salute all'ARS, in sinergia con il governo regionale. Le case di comunità, si legge ancora nel post dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, un segnale concreto di attenzione verso i territori e verso una sanità sempre più vicina alle persone. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a Niscemi, il servizio di Arturo Cantella. È tornata in Sicilia la Premier Giorgia Meloni per una ricognizione delle aree colpite dal ciclone R e dalla frana, accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Siciliano, fatto un sopralluogo nella zona rossa del comune. La Premier ha annunciato l'arrivo di fondi per 150 milioni di euro per il comune sconvolto dalla frana. Niscemi, ha detto la Meloni, il comune più monitorato d'Europa. Stiamo provvedendo fondi straordinari e immediati su 3 direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l'acquisto di nuovi immobili. Questo quanto dichiarato dalla Meloni, che ha anche annunciato la nomina di Niscemi di un commissario straordinario, il capo della Protezione Civile Fabio Siciliano, parlando del decreto legge in arrivo. Per Niscemi abbiamo un commissario straordinario che è il capo della Protezione Civile, il prefetto Fabio Siciliano, perché ha spiegato la Meloni, non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo operativi con la struttura, le risorse sono dedicate alle 3 grandi priorità: la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case e anche per le attività produttive, al netto di quello che è già stato fatto e di quel che prevede il resto del decreto. Per quanto riguarda altre tempistiche, come la definizione della fascia di rispetto, la Meloni ha dichiarato: queste sono decisioni che si possono prendere su dati tecnici, io forzassi delle decisioni perché voglio dare delle risposte certe ai cittadini e mettessi loro sicurezza a repentaglio, sarei una pazza, questo non lo voglio fare. Penso che non si debba forzare per la sicurezza, per la salute, per la certezza. Noi, ha sottolineato la Premier, vogliamo dare delle risposte certe. Su questo non posso e non voglio dare una tempistica di cui non sono certa. Posso solo dire che oggi Niscemi è il comune più monitorato d'Europa. Ci sono le migliori eccellenze che noi abbiamo messo in campo, come il genio militare, la protezione civile, i vigili del fuoco, e puntiamo a dare risposte certe quando lo sono. Per fare questo ci vuole del tempo, non è una decisione che si può forzare per assecondare politicamente, sarebbe del responsabile. È stato molto importante, continua la Meloni, incontrare i cittadini. Dopo il sopralluogo penso che faccia la differenza sempre quando ci si mette la faccia e si parla direttamente con le persone per capire anche quali sono le loro paure, ma anche quali sono le loro speranze. Poi ci sono quelle cose sulle quali si può rispondere positivamente, altre sulle quali magari è più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte. Benvenuta a Niscemi.
Buongiorno Presidente. Per Niscemi c'è un stanziamento specifico che riguarda 150 milioni di euro con la nomina di un commissario straordinario nella figura del capo della protezione civile, prefetto Fabio Ciciliano, perché non volendo perdere neanche un giorno di tempo, così siamo già immediatamente operativi con la struttura. Le risorse sono dedicate sostanzialmente alle 3 grandi priorità soprattutto, e cioè la demolizione delle case che devono essere demolite, la messa in sicurezza del territorio, perché è inutile che noi cerchiamo di risolvere i problemi se si possono ripresentare, e ovviamente gli indennizzi per chi ha perso le case, ovviamente anche per le attività produttive, al netto di quello che già è stato fatto e al netto di quello che prevede il resto del decreto, che vale per tutte e 3 le regioni che sono state coinvolte dal problema alluvionale, ma incidono ovviamente anche per Niscemi. Sul resto del decreto noi prevediamo diverse centinaia di milioni di euro per quello che riguarda il ripristino della rete infrastrutturale e dei servizi, e quindi impatta ovviamente e riguarda anche la questione di Niscemi. C'è la sospensione dei tributi e vale ovviamente anche per Niscemi, ma vale per tutti i territori che sono stati coinvolti. Lavoro molto complesso, ma che vorremmo che andasse in velocità, cioè per me qui è molto importante che non accada quello che è accaduto con la frana della fine degli anni 90. Da diverse settimane la discarica di sacchetti di rifiuti che vedete nelle immagini è sotto gli occhi di tutti, ma non di chi dovrebbe provvedere alla rimozione. Con la pioggia e il vento qualche sacchetto è già finito lungo la strada. È questa l'assurda situazione che si registra quasi all'impocco di via Alessio Di Giovanni. La segnalazione viene girata al comune e al comando della polizia locale, sperando che qualcuno provveda a fare eliminare finalmente l'indecente spettacolo. Domani inizia il Ramadan con il primo giorno di digiuno. Il Ramadan si concluderà giovedì 19 marzo dopo 30 giorni di digiuno. Ad Agrigento sono migliaia i musulmani, principalmente marocchini e senegalesi, che osservano il digiuno e si riuniscono per pregare. C'è chi cerca il sole e di questi tempi non sarebbe male, e chi invece sceglie la bellezza selvaggia di un paesaggio d'inverno. Il racconto di una natura viva e autentica nel fine settimana appena trascorso. Ce ne parla Margherita Trupiano. La Sicilia dalle mille meraviglie, nonostante il vento forte, le piogge insistenti e il maltempo che nelle ultime settimane si sono abbattuti sull'isola, quest'ultima continua ancora ad attirare numerosi visitatori. Approfittando di una giornata meno piovosa e di qualche timido raggio di sole, in tanti hanno deciso di non rinunciare a gite fuori porta, dimostrando ancora una volta quanto il fascino di questa terra riesca a superare anche le condizioni meteo meno favorevoli. Le immagini che vi proponiamo sono relative a Piano Provenzana, sul versante nord dell'Etna, divertimento assicurato per adulti e bambini che scivolano sulla neve con slittini, snowboard e qualsiasi altro attrezzo improvvisato, trasformando la giornata in una pagina di spensieratezza e condivisione. Non mancano gli appassionati di sport invernali che scelgono di frequentare la scuola di sci o di cimentarsi sulle piste approfittando della neve ancora presente in quota. Una terra, la nostra, che riesce a coinvolgere in un'atmosfera vivace e allegra famiglie e gruppi di amici e curiosi intenti a godersi l'aria frizzante della montagna. Numerosi punti di ristoro aperti, pronti ad accogliere i visitatori con piatti caldi, panini, dolci tipici e bevande fumanti perfetti per riscaldarsi dopo qualche ora trascorsa all'aperto. Le strade sono praticabili, ma resta l'obbligo di catene a bordo per garantire la sicurezza di tutti. Per chi invece non è amante della neve o preferisce paesaggi diversi, le alternative non sono mancate. Sempre molto apprezzata è stata Taormina, che incanta con le sue eleganti viuzze del centro storico, le botteghe artigiane, i suggestivi scorci panoramici visibili dal belvedere, da cui lo sguardo
nord spazia tra mare e monti. Passeggiare tra i suoi vicoli anche in inverno regala un'atmosfera intima e affascinante, resa ancora più suggestiva dalle nuvole che si rincorrono nel cielo sospinte dal vento. C'è poi chi sceglie di spostarsi verso la costa fino ad Aci Trezza per ammirare i maestosi faraglioni che emergono dal mare. Le onde ancora imponenti dopo le recenti perturbazioni che si infrangono contro gli scogli creano uno spettacolo naturale di grande impatto. Anche qui non mancano visitatori curiosi e fotografi pronti a catturare la forza e la bellezza del paesaggio. Nonostante il maltempo, dunque, la Sicilia continua a vivere e ad accogliere, offrendo a residenti e turisti esperienze diverse tra montagna e mare, natura e cultura, e dimostrando che ogni stagione sa regalare emozioni uniche, meteo permettendo. Una notizia di cronaca: arrestato a Messina dalla Polizia di Stato per tentata rapina ad un farmacista. Vediamo. Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un 38enne cittadino messinese, colto in flagranza mentre tentava di rapinare un farmacista nel centro cittadino. La vittima, al termine del turno di lavoro, stava rientrando presso la propria abitazione quando è stata aggredita. I fatti risalgono alla serata di domenica 8 febbraio, quando gli agenti della Questura di Messina sono intervenuti su segnalazione al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe pedinato la vittima fino all'androne di un palazzo, aggredendola alle spalle nel tentativo di sottrarle il borsello contenente l'incasso della giornata, pari a circa 2.000 euro. Il tempestivo intervento di un passante e la pronta risposta dei poliziotti delle volanti hanno evitato il peggio. Il malvivente è stato bloccato sul posto, mentre il farmacista presentava ancora evidenti segni di percosse al collo. Arrestato in flagranza, l'uomo è stato condotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, al carcere di Gazzi, in attesa della convalida davanti al GIP. Si precisa che per l'indagato vale il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. Ad Aci San Filippo nel Catanese conclusi gli interventi di miglioramento dell'eremo Sant'Anna. Abbiamo finalmente benedetto la magnifica Casa dell'Eremo di Sant'Anna, che attraverso una serie di iniziative e anche approfittando di alcune possibilità che ci dava lo Stato, è stata ristrutturata, soprattutto dal punto di vista sismico e termico. Adesso è un po' più abitabile per la nostra piccola comunità religiosa che da qualche anno vi si è insediata maschile e femminile nelle due grandi ale, due grandi piani. Siamo contenti e speriamo che questo luogo di preghiera possa sempre più fiorire, non solo di vocazioni, ma anche essere per tutto il circondario, per tutta la zona, un luogo di vero raccoglimento, di preghiera per chi cerca Dio, per chi vuole ispirarsi a ritrovare se stesso nel nostro Signore qui in questo luogo. E speriamo anche che le persone che vi si consacrano siano sempre ferventi al servizio di tutti quelli che arrivano. Questi lavori che sono una piccola parte rispetto perché l'edificio è molto grande, molto complesso, e tuttavia siamo molto grati a tutti quelli che l'hanno condotto, naturalmente, chi ha trovato i fondi, chi poi ha fatto i lavori, li ha diretti, li ha materialmente realizzati, e tutti quelli che in un modo o in un altro ci hanno aiutati. Siamo grati a loro perché, grazie al cielo, lentamente questo luogo sta riprendendo forma e vita anche bella. Abbiamo provveduto a migliorare dal punto di vista sismico e dal punto di vista energetico questa bellissima struttura, che definirla struttura è sicuramente non giusto, io direi questo monumento, perché l'eremo di Sant'Anna, come tutti sappiamo, è un monumento. Fare gli interventi è stato veramente complicato e delicato. Abbiamo avuto un'ottima collaborazione, dicevo poco fa, da parte della Soprintendenza di Catania e dell'architetto Marano in particolare. Gli interventi che abbiamo fatto dal punto di vista sismico sono stati interventi fatti sia all'interno che all'esterno. All'interno riguardavano proprio alcuni muri
per far sì che dal punto di vista proprio dell'interesse, dal punto di vista sismico, poteva essere configurato giusto. Nelle volte sono stati fatti gli interventi e soprattutto nelle facciate esterne. Abbiamo provveduto altresì di fare dei miglioramenti dal punto di vista energetico e facendo degli interventi proprio sull'involucro esterno, sugli infissi, sulla facciata e anche sul tetto. Così facendo abbiamo fatto in modo tale che la dispersione ovviamente è diminuita quasi a zero e soprattutto abbiamo fatto in modo tale che la struttura potesse essere, come dicevo poco fa, energy free. Che cosa significa questo? Che abbiamo messo su un sistema di impianto di fotovoltaico in questa struttura dove c'è una produzione di circa 80 kW con accumulo per circa 60 kW, quindi anche l'impianto di climatizzazione che abbiamo fatto all'interno è un impianto che si autofornisce dall'energia proprio stessa dal fotovoltaico. Al Teatro Pirandello di Agrigento un San Valentino diverso dal solito, grazie all'iniziativa del direttore artistico Roberta Torre. Protagonista della serata la giovane attrice Fotini Peluso. Vediamo. Fotini Peluso, prima volta al Teatro Pirandello, nel giorno di San Valentino, è scattato l'amore. Assolutamente sì, assolutamente sì. Tra l'altro stavo dicendo giustamente a Gianluca e Roberta che appena sono entrata nel teatro mi è presa una commozione unica perché mi sembrava che dovessi poi entrare in scena, nel senso fare uno spettacolo. Ed è un teatro molto suggestivo, molto caloroso, e vedere insomma tutta la gente seduta è da un po'. Io ho lavorato quest'anno al teatro di Siracusa, quindi è una cosa molto diversa al teatro greco. E la prima volta sono rientrata a vedere altri spettacoli, però è la prima volta che mi ritrovo sul palco proprio e mi veniva voglia, insomma, di iniziare uno spettacolo, di farvi qualcosa. Per ora sta andando la fortunata serie su Netflix, ecco, cosa ci dici di questa esperienza? Ma insomma la serie è andata molto bene nel corso degli anni, insomma ha avuto comunque un riscontro abbastanza forte dal pubblico e credo che in Italia abbia sensibilizzato anche verso alcune tematiche che forse non sono proprio all'ordine del giorno, che sono un po' dei tabù nella nostra società adesso. Ti manca il teatro? Mi manca tanto il teatro, mi manca tanto il teatro e entrare qui infatti fa bene. Andate a teatro perché anche solo sedersi tra gli spalti è un'emozione unica, poi farlo lasciamo perdere. Poi tu hai origini greche, Sì, Agrigento è una colonia dell'antica Grecia, così certo. come Siracusa, che effetto ti fa essere qua? Ma credo che ritrovo moltissimo comunque della Grecia in questa terra, trovo che hanno tantissimo in comune e che ovviamente anche forse la mentalità, il modo delle persone è molto simile. E poi è comunque emozionante stare in un posto con così tanta storia, poi Siracusa talmente legato alle tragedie, quindi indissolubilmente legato anche alla mia infanzia, alla mia crescita ed è una fierezza per me. Il tuo rapporto con la Sicilia, con le isole in generale? Ma con le isole ci sono cresciuta in Grecia, quindi con le isole già il fatto di essere staccati dalla terraferma fa stare bene, è proprio il concetto che di per sé è giusto, trovo, di essere in mezzo al mare, di farsi portare, insomma, un po' dalle onde. Questo credo che dovremmo, insomma, averlo come filosofia di vita un po' più spesso e nelle metropoli è molto facile dimenticarselo, come dire, di lasciarsi un po' andare, di farsi portare dove ci porta il cuore, diciamo. Ehm, e con la Sicilia tantissimo, appunto, essendo stata 3 mesi quest'anno fissa a Siracusa, ad Ortigia, poi sono innamorata dei siciliani, hanno un modo appunto che trovo molto simile al nostro in Grecia e quindi mi sento a casa quando ritorno un pochino. Nel talk di stasera, condotto da Gianluca Arnone, è inevitabile che si parlasse di amore. Ecco, che cos'è per te l'amore e il rapporto che hai con l'amore? Ma l'amore per me assume ovviamente, come tutti, variegate forme e varie declinazioni. Il linguaggio è abbastanza universale. Credo che, appunto, stavamo dicendo che si confonde molto con uno Sturm und Drang, no? Con una cosa tormentata, con qualcosa comunque su cui bisogna stare col cruccio, diciamo. E invece credo che ci sia l'amore felice, che sia anche quello a cui bisogna ambire e che il lieto fine, insomma, la noia dell'amore felice credo ben venga, ecco. Con un bacio e una bocca, come in un quadro astratto. Io e te.
innamorati stupendamente accanto. Carnevale a scuola al plesso Rita Levi Montalcini del villaggio Peruzzo, dove si è celebrata la quinta edizione del Carnevale del villaggio. Siamo! Sta per arrivare! Indossate il costume e preparatevi a cantare! Quando è carnevale, ogni scherzo vale, bisogna festeggiare, dai vieni più a ballare, tutti mascherati, vestiti colorati, alzate le mani da qui fino a domani. Sì! Guarda quanti coriandoli, io li lancio in aria e tu prendi. Guarda quanti bimbi saltellanti che soffiano le stelle filanti. Muovi la testa e le spalle, le braccia e le gambe, ripeti con me. Quando è carnevale, ogni scherzo vale, bisogna festeggiare, dai vieni più a ballare, tutti mascherati, vestiti colorati, alzate le mani da qui fino a domani. Ole, ole, ola, cantiamo a squarciagola, facciamo una ola. Ole, ole, ola, la festa che ci aspetta, su dai facciamo in fretta. Muovi la testa e le spalle, le braccia e le gambe, ripeti con me. Muovi la testa e le spalle, le braccia e le gambe, ripeti con me. Quando è carnevale, ogni scherzo vale, bisogna festeggiare, dai vieni più a ballare, tutti mascherati, vestiti colorati, alzate le mani da qui fino a domani. Ole, ole, ola, cantiamo a squarciagola, facciamo una ola. Ole, ole, ola, la festa che ci aspetta, su dai facciamo in fretta. Quando è carnevale. Torna il concorso Fotografa il mandorlo in fiore, ideato dal giornalista Domenico Vecchio. L'iniziativa accompagna la festa di Agrigento e contribuisce alla sua promozione. Il concorso è aperto a fotografi professionisti e amatori. Confermate anche per quest'anno 4 categorie. Verranno premiate la migliore foto a colori e in bianco e nero, la migliore foto destinazione turistica e la migliore foto sul talento femminile. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione. Arrivederci.